Bentrovati, una nuova edizione domenicale del telegiornale di Tele4. Non solo disturbo della quiete pubblica e fenomeni di violenza, c'è anche lo spaccio di droga tra quanto accade in piazza Perugino. Non solo schiamazzi, lanci di bottiglie di vetro, discoteche improvvisate in strada e risse, ma un punto di riferimento per lo spaccio al minuto. E questo è il nuovo fronte legato alla microcriminalità che ha messo in allarme le forze di polizia. Nottetempo, buste di sostanze passano di mano, pare da uno o più soggetti che controllano il traffico agli spacciatori al dettaglio. Ed ecco che diversi episodi del passato paiono attribuibili proprio ai regolamenti di conti relativi al giro di stupefacenti. Si segnalano pure ripetuti passaggi nei bar della zona con il cane antidroga e interventi notturni legati anche alle altre segnalazioni per stroncare il traffico. Una cosa è certa, i residenti giorno dopo giorno assistono al degrado della zona che durante l'estate diventa teatro di fenomeni che vanno dal disturbo della quiete pubblica alla microcriminalità e, ancora una volta, chiedono attraverso Tele4 una vigilanza fissa notturna per evitare di rivivere gli episodi del passato recente in un quadro complessivo che, c'è stato rimarcato più volte, ha portato anche a una netta svalutazione immobiliare della zona, un macigno per chi vorrebbe trasferirsi altrove ma non naviga certo nell'oro. Allora la polemica innescata dopo i commenti social sul nuovo monumento all'esodo, alle foibe, al dramma delle foibe, monumento che vedete in largo Pamfili. Leggere definizioni come capsula distopica, pentola dove bollono esseri umani e incubatrice umane lascia un profondo senso di amarezza riguardo al nuovo monumento dedicato alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. Così il neo segretario provinciale della Lega Pamela Rabaccio relativamente a quanto apparso nel post pubblicato sulla pagina Facebook di Trieste NGO. Sentiamo. Raffica di interventi e commenti negativi e offensivi nei confronti del nuovo monumento dedicato alle vittime delle foibe in largo Pamfili a Trieste. Su questo argomento è intervenuta questa mattina la nuova segretaria provinciale della Lega Pamela Rabaccio. Per dire cosa? Che sono molto dispiaciuta per i commenti che ci sono stati su alcune pagine Facebook, in particolare una di un gruppo organizzato politico dove hanno un po' esagerato con le critiche negative. Sia chiaro che la critica, se costruttiva, è sempre ben accetta, però quando si parla davanti a drammi di questa entità, delle definizioni come pentola dove bollono corpi umani non possono passare sotto traccia e vanno ribattuti proprio per dare dignità all'opera e a tutte quante le realtà istituzionali che si sono adoperate per l'installazione. Che intenzione avete? Anche perché chiaramente quello che si scrive sui social può avere un risvolto penale. Beh, chiaramente io parlo per quanto riguarda il mio movimento, perché è corretto prendere una posizione non solo istituzionale ma anche a livello etico, dopodiché sicuramente faranno le adeguate mosse gli organizzatori. Bene, proseguiamo. Non si concluderanno prima della fine di giugno i lavori in corso lungo l'accesso principale al castello e parco di Miramare. Il direttore Guido Comis però dice ci sono allo studio delle possibilità alternative. Sentiamo Umberto Bosazzi. C'è un problema sotto gli occhi di tutti quelli triestini o turisti che decidono di recarsi a Miramare. I lavori in corso a partire dall'ingresso che di fatto rendono difficoltoso assai accedervi attraverso la via più nota e più facile. Il direttore della struttura Guido Comis, nel ribadire la data di scadenza degli interventi, non nasconde un certo dispiacere e chissà persino un certo fastidio. Allora diciamo che i lavori che oggi rendono particolarmente faticoso l'ingresso sono lavori PNRR di efficientamento energetico che si concluderanno obbligatoriamente, perché questi sono i termini, entro la fine di giugno, quindi ahimè comunque in parte influiranno anche sull'accessibilità del luogo durante la stagione estiva. Comis in ogni caso rassicura. Erano indispensabili, quindi abbiamo dovuto farli e li porteremo a termine nei tempi previsti. In tempi non brevi purtroppo sarà comunque pronta una soluzione in più per visitare il museo e il parco.
Nel frattempo, come saprete, grazie alla collaborazione con la Regione, si sta realizzando l'ascensore che sale da Grignano, quindi dall'anno prossimo ci sarà comunque un'altra agevole via d'accesso. E in ogni caso Miramare non sta con le mani in mano e guarda già ad un futuro che si annuncia più vicino, sempre con l'idea di risolvere il problema dell'accesso. E poi sono allo studio, ma sono allo studio non è un'espressione così detta così genericamente, ma effettivamente stiamo progettando delle soluzioni di trasporto alternativo, perché indubbiamente abbiamo moltissimi visitatori che meritano di essere qui accolti al meglio e quindi non dover faticare per trovare un posto. Navette possibilmente, ma anche luoghi di sosta alternativi. Allora, incidente stradale, anzi investimento pedonale questa mattina in via Flavia all'altezza del Megastore Poltrone Sofà, con chiusura del traffico per quanto riguarda una corsia per 3/4 d'ora. Pare che un uomo di origine pakistana sia stato colpito sulle strisce, sbalzato di circa 2 metri, trauma cranico, trasferito in codice giallo a Catinara, pare in condizioni non giudicate particolarmente gravi. Ci colleghiamo però per gli aggiornamenti in primis proprio su questo con la sala operativa della Polizia locale di Trieste. Dovremmo essere in collegamento in questo momento con l'ispettore superiore Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora posso confermare da quanto lei ha detto poc'anzi, confermo l'incidente, c'è stata questa chiusura parziale della via Flavia in direzione centro città per circa un 3/4 d'ora, l'incidente è venuto intorno alle 11, intorno alle ore 12 si è risolto, quindi il suo transito è regolare in entrambi i sensi di marcia. Posso confermare anche che per fortuna le condizioni della persona infortunata appunto non sono gravi, anche se è ricoverato a Catinara, quindi da questo punto di vista diciamo è andata bene. La mattinata è trascorsa, tranne questo episodio, abbastanza tranquilla, va da sé qualche rallentamento nella zona di Barcole, siamo in una giornata festiva e anche diciamo estiva visto il tempo. Per quanto riguarda il pomeriggio devo segnalare una processione, si sono svolte 2 questa mattina regolarmente senza gravi ripercussioni, ero in centro città. Questo pomeriggio sera intorno alle 20 avremo questa processione che da via dell'Istria 53 chiesa di Don Bosco partirà in direzione Campo San Giacomo, i fedeli percorreranno appunto un giro attorno alla piazza, poi percorreranno le via Gramsci, via Ponziana e via dell'Istria e terminare il tutto in via Battera. Naturalmente vista l'ora con possibile rientro e quindi ci avranno delle ripercussioni nella zona di San Giacomo per questa processione. Naturalmente saremo sul posto per la viabilità e le deviazioni, dovrebbe durare tutto circa un'ora e mezza al massimo. Per la serata si dovrebbe avere qualche piccolo rallentamento in entrata al centro città, zona solito Barcole, viale Miramare. Per la giornata di domani non ho nulla da segnalare, è una giornata diciamo prefestiva a cavallo del ponte. Fare attenzione invece martedì 2 giugno, festa della Repubblica, ci saranno l'alza bandiera, magna bandiera solenne in Piazza Unità, quindi con interruzione sulle rive per il tempo strettamente necessario per le manifestazioni. Non ho altro da aggiungere, quindi sono sempre domande restituire le linee. Grazie all'ispettore Schillani. Proseguiamo, 73esimo raduno nazionale dei bersaglieri oggi a Lignano, la città balneare dove i fanti piumati accompagnarono e aiutarono gli sfollati del terremoto del Friuli del 76. Un saluto ai fanti piumati, quello rivolto dall'Italia intera a Lignano, la località balneare del Friuli Venezia Giulia, scelta per le manifestazioni del 73esimo raduno dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Un corpo che celebra un'identità legata alla storia d'Italia con immutato slancio e profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata. Dalle storiche gesta del Risorgimento agli odierni teatri operativi, sottolinea il Capo dello Stato, i bersaglieri confermano un'altissima professionalità, offrendo nelle missioni internazionali e nel supporto alla sicurezza nazionale un contributo prezioso che li conferma elemento cardine dello strumento militare.
Nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario del sisma del Friuli, ha detto ancora il Presidente della Repubblica, rinnovo il plauso per la meritoria opera del sodalizio nel raccordare le generazioni e nel salvaguardare un prezioso patrimonio di valori. Alla cerimonia era presente anche l'assessora regionale ai trasporti Cristina Amirante e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin. Nel 50° anno dal terremoto quest'anno proprio a Lignano. Perché a Lignano? I bersaglieri sono stati la parte dell'esercito che ha portato qui le persone, gli sfollati, chi non aveva più un tetto sopra la testa, nelle tante case, seconde case messe a disposizione da parte dei proprietari friulani. Credo che il terremoto del Friuli possa in questo momento accomunare questa giornata tra Lignano e i bersaglieri, perché Lignano ha accolto gli sfollati, i bersaglieri erano materialmente a lavorare per dare una mano a persone che avevano perso tutto e aiutare coloro che in qualche modo stavano vivendo una situazione tragica, per cui oggi è un momento di grandissimo ricordo e naturalmente di orgoglio. Allora dobbiamo dare conto di una doppia smentita relativamente all'ipotesi di acquisizione del diritto sportivo di Brescia da parte del presidente della Pallacanestro Trieste Paul Matjasic. Fonti vicine al gruppo Matjasic respingono le indiscrezioni circolate in queste ore. Il gruppo ribadisce il proprio impegno a contribuire in modo positivo alla crescita e allo sviluppo del basket italiano in uno spirito costruttivo e nel pieno rispetto di tutti gli stakeholder coinvolti. Per questo motivo eventuali ulteriori aggiornamenti o comunicazioni anche relativi a squadre non attualmente impegnate nei playoff saranno forniti solo al termine del campionato. Dalla società della Pallacanestro Germani Brescia arriva invece il comunicato: Pallacanestro Brescia resta a Brescia, in vista della prossima stagione abbiamo già firmato 2 giocatori con passaporto italiano e siamo in piena trattativa con un terzo. Al termine dei playoff il Consiglio amministrazione si riunirà per valutare la prossima stagione. Ovviamente domani sera al Caffè dello Sport ne parleremo 21:10 con i nostri ospiti. A proposito di sport, si è tenuto ieri a Campo Cologna il Triveneto Meeting di atletica con risultati quanto mai interessanti. Via valido con Ferdinand Maiano nella corsia centrale con Rampazzo che prova a inseguirlo e Ceferis, il campione europeo nel 23 Romagna, avanti Romagna, 10-11. Prometteva spettacolo e spettacolo è stato. La 19ª edizione del Triveneto Meeting, Memorial Jack Benvenuti e Giorgia Liberale, ha regalato risultati entusiasmanti. A vincere la prova regina ai 100 metri inserito nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics è stato il grande protagonista della vigilia, Ferdinand Omanyala. Per il keniano successo in 10 secondi e 11 centesimi. Il vincitore dell'ultima gara di Diamond League in Cina ha regolato la concorrenza alle sue spalle, Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle, terzo il francese Jeff Arius. Yeah, it was a good run. I win. È stata una buona corsa, sono contento di aver vinto qui. E quanto ai tuoi futuri obiettivi? Sono dentro la stagione, ora abbiamo il Golden Gala la prossima settimana e poi altre 3 tappe importanti di Diamond League. And then 3 more Diamond Leagues in future. Paradossalmente però il meglio è arrivato dalle batterie delle prove veloci in cui il sudafricano Bayanda Boalaza, argento olimpico di Parigi 2024 nella 4% con la nazionale sudafricana, ha corso i 100 metri in 10 secondi e 3 centesimi, centrando il record del meeting ma dovendo poi rinunciare alla finalissima. C'è peccato per Bayanda Bayala che aveva la febbre, perché in batteria aveva corso in 10.03 facendo il record della manifestazione, una grande prestazione, poi purtroppo si è dovuto ritirare perché aveva 37,5 di febbre. Nei 100 ostacoli Nicla Mosetti ha iniziato la sua stagione con il piede giusto, il 13 secondi e 7 centesimi della batteria rappresenta il suo secondo miglior tempo di sempre. In finale la triestina ha avuto la meglio con 13 secondi e 16 centesimi sulla norvegese Lovise Andersen e su Veronica Besana, sesta la triestina dei carabinieri Elisa Di Lazzaro che però ha colpito il terzo ostacolo ed ha perciò perso ritmo. Sì, sono contentissima perché, come dicevo prima, c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici, sono a casa e anche, come avevo detto già in conferenza stampa, poter iniziare in una gara di elevato livello, perché comunque il contenuto tecnico era altissimo, con alcune fra le più grandi competitor in Italia, altre da fuori, per cui però farlo a casa il cuore era più leggero, la voglia di fare bene era tanta.
però c'era quella tranquillità in più del sapere di essere a casa, quindi sono contentissima. Sportiva Triveneto Trieste, Nicla Bosetti, profeta in patria. Negli 800 metri ha vinto l'australiano campione d'Oceania Peyton Craig, che con 1 minuto 45 secondi e 8 centesimi ha battuto in volata il marocchino Saledin Boussed. Nel salto in alto successo per Marta Moraro dell'Aeronautica Militare, per lei la misura di 1,85 m, grazie alla quale ha battuto la campionessa nazionale slovena Lia Apostolovski. Grande successo di partecipazione pubblico a Campo Cologna, aspettando di tornare allo Stadio Grezar per il definitivo salto di qualità. Sì, con il Grezar sicuramente noi avremo un salto di qualità, 8 corsie, una pista di livello superiore, anche se questo è un bellissimo impianto dove noi ci alleniamo, però il dubbio che il Grezar, che adesso verrà ristrutturato, darà un quid in più anche per avvicinare atleti in maniera ancora più significativa e ancora più interessante. Bene, allora proseguiamo perché è in corso di svolgimento la traversata delle 3 nazioni promossa da Mare Nord-Est, la gara internazionale di nuoto in acque libere che unisce Croazia, Slovenia e Italia. Pensate, i nuotatori sono partiti questa mattina dal porticciolo di Salvore alle 7 e dovrebbero arrivare tra le 15 e le 16 in Piazza dell'Unità d'Italia sulla Scala Reale, quindi chi vuole andare a vedere si metta in moto. E proprio sulla Scala Reale c'era ieri il nostro Umberto Bosazzi per la terza giornata di Mare Nord-Est. Idrovolanti ancora protagonisti alla terza giornata di Mare Nord-Est, accolti questa mattina dalla fanfara dei bersaglieri di Abbiategrasso. Passeggiare lungo Piazza Unità e nel tratto di rive prospicente con un tempo invidiabile nonostante il caldo ha dato dunque modo ai triestini ed ai turisti, anche oggi, di assistere ad uno spettacolo di grande effetto e di grande fascino. Accanto infatti agli idrovolanti, la cui sola presenza ha consentito a parecchi di immaginarne un utilizzo più concreto e non legato esclusivamente ad eventi, la fanfara dei bersaglieri ha aggiunto quel tocco di allegria in più che ha certamente fatto la differenza, trasformando anche i momenti ufficiali in un vero e proprio happening, rompendo gli schemi di un protocollo certamente rispettato, ma che in occasioni come questa sembra fatto apposta per saltare. Mare Nord-Est però è anche altro. Abbiamo fatto un villaggio splendido, che abbiamo di tutto. E oltre che certamente noi siamo per la divulgazione dell'amore per il mare e per la divulgazione presso i giovani soprattutto, perché poi domenica ci saranno solo bambini con l'ARPA, con l'OGS che farà loro vedere delle meraviglie del mare, che cosa il mare ci può dare. Noi passiamo attraverso i giovani, questo è il nostro punto fermo. Il villaggio dunque, allestito per ospitare incontri, conferenze, dando spazio a parecchie delle realtà che con il mare hanno a che fare per la loro stessa missione. Alla base una considerazione quasi elementare. Non si riflette sufficientemente sul fatto che Mare Nord-Est è una manifestazione che punta molto sul territorio. Il legame Trieste-Mare è evidente, però c'è, diciamo così, tutto un territorio che gira attorno. Assolutamente sì. Mare Nord-Est si è impegnato molto in questi anni a portare la divulgazione del mare, di tutte le attività che girano e ruotano intorno al mare. Siamo riusciti a coinvolgere soprattutto gli studenti dell'Istituto Nautico e di altri istituti che hanno partecipato in queste 2 giornate. Abbiamo totalizzato 450 studenti più o meno che hanno ascoltato vari relatori di fama anche a livello nazionale. Mare Nord-Est non è un appuntamento che si esaurisce nelle giornate che riempiono Piazza Unità, vi è una preparazione certosina i cui frutti concretamente poi si vedono. Edoardo Nattelli si occupa dell'aspetto, diciamo, logistico di Mare Nord-Est. Che cosa significa da questo punto di vista organizzare una manifestazione come questa? Ma si tratta di mesi e mesi di preparazione, perché nonostante si pensa a tutto, c'è sempre qualcosa che poi all'ultimo momento può andare male. Quindi il mio compito è di fare in modo che il villaggio venga allestito con i nostri requisiti, con tutto quello che serve per far funzionare un villaggio come il nostro, che quest'anno è di 4 giorni. Bene, tutto per il nostro telegiornale meridiano, ci vediamo questa sera alle 19:30, ancora buona domenica a tutti.